Va ora in onda Lega Liguria. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, un buongiorno veramente bagnato perché oggi, stamattina, c'è stato veramente un rovescio su Genova e anche ieri i temporali e le forti piogge non hanno scherzato su Genova e sulla Liguria. Speriamo che il prossimo fine settimana sia bello soprattutto per i nostri ospiti che ci vengono a trovare da fuori regione. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo municipale del centro-est, Edoardo Di Cesare. Ciao Edo, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Allora, la nostra sigla di apertura, passiamo da Sant'Ilario, che ti conosci bene perché hai frequentato l'Istituto Tecnico Marsano, ti sei diplomato lì, e passiamo ai Caruggi di Genova, dove c'è il degrado e spaccio di droga. Tu proprio l'altro giorno sei uscito con un comunicato stampa in cui dice sì, va bene, bisogna lottare allo spaccio nei Caruggi anche con il SERD, che è il vecchio SERD sostanzialmente, che si occupa anche sul territorio genovese ovviamente di questo settore, di questa delicata tematica, però tu hai chiesto che anche gli operatori SERD scendano in campo in supporto alle forze dell'ordine, in particolare della polizia locale. Ecco, ci spieghi un po' questo tuo punto di vista, considerato che appunto assolutamente sì, Genova, che è un'area molto a rischio, sono proprio sul tuo territorio. Assolutamente sì, anzi ti ringrazio Fabrizio. Diciamo che l'argomento del centro storico è un argomento che mi sta molto a cuore, ma oltre anche al fatto che è un quartiere del mio municipio, come tu prima hai detto, ma proprio da giovane, da 21enne, io ci tengo al futuro della mia città, al futuro del centro storico, e girando quotidianamente per parlare con i residenti e commercianti c'è sempre più gente che non riesce più a sopportare la situazione che c'è. Effettivamente la situazione di degrado che ci ritroviamo nel centro storico sta aumentando, anzi il crack sta tornando sempre in maniera maggiore, gli spacciatori, ma anche in particolar modo per causa di tutti questi minori stranieri non accompagnati, e le nostre forze dell'ordine, ma anche le forze di polizia locale, stanno dando il massimo, ma ovviamente dalla legge non sono più di tanto tutelati. Anzi, io chiudo parentesi, su questo sono molto orgoglioso del DDL sicurezza che abbiamo approvato recentemente, perché va finalmente anche in quest'ottica a dare più sicurezze e garanzie alle forze dell'ordine. Dall'altra parte leggevo ieri su Repubblica, tra l'altro, dei dati pubblicati dal SERD dell'ASL 3 di Genova, dove vanno sempre dove hanno diciamo evidenziato il fatto che ci sono sempre più minorenni, addirittura fino a 13 anni, che già usano sostanze stupefacenti. Ecco, noi questo è un fenomeno che dobbiamo andare sicuramente a trattare, ma dall'altra parte anche dobbiamo dare delle sicurezze a quelle che sono delle forze dell'ordine, alla polizia locale, perché secondo me non basta solamente una formazione alle polizie locali per capire come intervenire su questi individui, ma il SERD si deve mettere in prima persona in campo, deve scendere in campo a sostegno delle forze dell'ordine. Anzi, io colgo l'occasione anche per ringraziare per lo splendido lavoro che fanno quotidianamente, giorno e notte, i più di 100 agenti del nucleo centro storico che, come Lega, negli ultimi 7 anni di amministrazione Bucci abbiamo creato il corpo apposta per il centro storico della polizia locale. Quindi diciamo che c'è bisogno di una collaborazione maggiore sul territorio per appunto interventi più efficienti da questo punto di vista, contro lo spaccio sempre, contro la criminalità organizzata, e dobbiamo finalmente tornare a dare splendore al centro storico, che vede sempre di più. Ancora l'altro giorno una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, io vado via dal centro storico, ho la mia attività qua, però non riesco più a viverci perché mi sento insicuro, ho paura la sera di tornare a casa. Ecco, questo io penso che sia un danno per il centro storico, perché più chiudono le saracinesche, più la gente va via e più il degrado avanza. Quindi bisogna intervenire subito, Fabrizio. Ecco, tante volte la gente dice giustamente più forze dell'ordine, più agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale sul territorio, eccetera. Però abbiamo visto 100 agenti in più, sì, qualcosa si è fatto, però la percezione
diciamo c'è da fare ancora di più, la percezione è sempre quella, ma non è quindi tanto il problema di uomini, ma è il problema appunto del sistema, perché mi ricordo che un paio di mesi fa avevi fatto una dichiarazione molto forte ma anche molto giusta, citando l'esempio di uno spacciatore di droga nordafricano che era stato preso più volte e poi è stato rimesso subito in libertà. Quindi sostanzialmente i nostri operatori delle forze dell'ordine, siano essi polizia locale, siano essi polizia di Stato, siano essi carabinieri, siano essi guardia di finanza, hanno purtroppo le mani legate. E a Genova Marassi, il carcere di Genova, ci sono le porte girevoli, li prendono e sono subito fuori, continuano a spacciare e andiamo avanti sempre così. Mi sembra. Infatti prima l'accenno che dicevo alla legge, che purtroppo delle volte non è proprio dalla parte della polizia locale o comunque delle forze dell'ordine, facevo riferimento proprio a quello, perché non è normale, e poi io mi incazzo su queste cose, cioè che uno spacciatore venga arrestato, venga comunque segnalato dopo 10 minuti per ben 2 volte, arriva davanti al magistrato di turno e gli dice sì, convalido l'arresto perché aveva più di 8 quantitativi di droga, però poi lo lascio a piede libero perché? Ma poi il giorno dopo la polizia locale o comunque le forze dell'ordine se lo ritrovano per strada e dicono abbiamo ancora rischiato una coltellata e sto qui è più tutelato che noi. Capisci che c'è qualcosa che non funziona. C'è un cortocircuito, diciamo, istituzionale e questo chiaramente delle forze dell'ordine che hanno le mani legate spesso vedono vanificato il loro prezioso lavoro. Lo vediamo a Genova in particolare, nel centro storico, alta concentrazione di stranieri, ma lo vediamo anche a San Pier d'Arena, sempre qui a Genova, in altre zone calde della nostra regione, ma anche in tutta Italia, purtroppo. Senti, abbiamo ancora con te 2 o 3 minuti, te li volevo lasciare completamente free, liberi, puoi dire quello che vuoi, perché tu sei il nostro giovane e giovanissimo candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria che si terranno, lo ricordo, domenica 27 e lunedì 28 ottobre. 21 anni, sono andato a vedere, fra 6 giorni esattamente il nostro grande Edoardo Di Cesare compierà 22 anni e come giovane io sono contento che tu ti sei impegnato così con passione. Ecco, io devo dire ai nostri radioascoltatori che conosco Edoardo personalmente, è una persona veramente seria e ci mette quella passione giovanile che insomma rafforza un po' tutta Lega. Vai Ede. Ti ringrazio per le tue splendide parole, Fabrizio. Sì, allora io innanzitutto volevo ringraziare il partito, la Lega, il vice ministro Edoardo Rixi che mi hanno chiamato, mi hanno dato la possibilità di mettermi in gioco in questa campagna elettorale per le regionali. Diciamo che io subito ci ho un po' pensato, però poi ho capito l'importanza di questa richiesta, l'importanza di queste elezioni, nonché il fatto anche che il mio sindaco Marco Bucci si sia messo in prima persona per candidarsi come presidente. Ecco, io ho voluto stare al fianco di Marco Bucci, ho ascoltato attentamente tutti quei richiami al fatto di non tornare indietro, di non tornare a 10-15 anni fa quando regnava la sinistra e quindi c'era un immobilismo nella nostra regione. In tutti questi anni io banalmente i risultati sono sotto gli occhi di tutti, il fatto che abbiamo messo i nidi gratis per le famiglie liguri, oppure anche i bonus badanti, il bonus babysitter, poi andiamo a parlare di economia, dove dal 2015 la Liguria cresce in modo costante, anche il PIL è sempre in crescita, nel 2025 un più 1,4% è previsto, quindi anche dal punto di vista del lavoro la Liguria è anche la prima regione italiana per crescita del tasso di occupazione, con un più 72,2%. Ecco, io da giovane voglio anche mettere in campo quel che sono, diciamo, amplificare la voce dei giovani, perché è vero, ci sono tutti degli argomenti che bisogna sempre portare avanti, tra cui anche finalmente una battaglia storica della Lega, ovvero l'autonomia, che va a dare sicuramente più efficienza, più risorse ai territori, alla nostra regione Liguria. Pertanto io mi sono messo in gioco. Quello che voglio fare è parlare ai giovani, parlare a tutti i cittadini e cercare di dare un valore e diciamo importanza a quelli che sono i nostri sentiti.
Le politiche giovanili e la Movida anche sono due argomenti che mi stanno a cuore, perché ovviamente io, oltre ad essere capogruppo Lega Municipio, ho anche le deleghe appunto alle politiche giovanili e alla Movida nel centro storico di Genova. Ci sono una serie di problematiche che vanno affrontate dalla scuola al lavoro, quindi anche l'inserimento del mondo del lavoro, parlare di istituti tecnici e istituti professionali che spesso dalla sinistra sono sempre attaccati e diciamo messi all'angolo rispetto ad altri indirizzi di studi. Ecco, quindi secondo me bisogna far sì che la Liguria possa crescere anche dal punto di vista di occupazione dei giovani e far sì che i giovani laureati comunque appena finiscono il loro percorso di studio non prendano e vadano all'estero. Per questo ho deciso di candidarmi. Quindi 27 e 28 ottobre l'importante è votare la Lega per Marco Bucci presidente e cercare che Orlando e la sinistra e compagni, che già litigano per esempio anche sulla sanità, perché anche su questo è importante, hanno fatto un campo larghissimo dove già litigano, dove per loro la salute dei liguri rimane solamente uno slogan, perché abbiamo Sanza che fino all'altro giorno era il leader delle opposizioni in Regione Liguria, che dice no, assolutamente contrari al progetto del Galliera, e poi esce Orlando dicendo che è un progetto che va realizzato, cioè quindi ci sono un po' di incomprensioni. Progetto del nuovo Galliera, che ricordiamo ai nostri radioascoltatori è l'ospedale proprio in centro città Genova, il grande ospedale insieme a San Martino di Genova. Purtroppo con te abbiamo terminato il tempo, ma 10 secondi, com'è il sentiment della gente? Tu vai molto in giro, stai sul territorio, soprattutto in centro città Genova. Sono pro Bucci o pro Orlando la gente che senti? Una battuta. È chiaro che Marco Bucci è un sindaco amato dai cittadini, perché è ovviamente conosciuto come il sindaco del fare, ma abbiamo avuto l'occasione di vederlo in più occasioni. Sono sicuro che anche con questa sua presa di posizione con la candidatura ha dimostrato ai cittadini che è un sindaco del fare e di conseguenza apprezzeranno sicuramente. Molti sono contenti. Ovviamente c'è chi già prima non sosteneva Marco Bucci, ma è una sua libera scelta, di conseguenza voterà da un'altra parte. Ecco, però benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e buona campagna elettorale. Ciao Edo. Grazie ancora al nostro capogruppo municipale del centro-est del comune di Genova, Edoardo Di Cesare. E adesso, come dicevo prima, passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Dovremmo riuscire stavolta a fare collegamento, la scorsa settimana non ci siamo riusciti per problemi telefonici. Vediamo se abbiamo già in linea il nostro Alessio Piana. Ciao Ale, ci sei? Sì, ci sono Fabrizio, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici che sono in ascolto. È il nostro grande Alessio Piana. Purtroppo lui è molto impegnato sul territorio, perché ovviamente in questa campagna elettorale anche lui si ricandida come consigliere di Regione Liguria alle prossime elezioni di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, come ripeto. Senti Alessandro, riprendo un attimino il filone che avevamo introdotto con Edoardo Di Cesare. C'è un cortocircuito della sinistra, il campo largo è andato in frantumi, Italia Viva di Renzi, poi più Europa, il PSI non hanno aderito al campo largo, il cosiddetto, in questa farsa, io la posso anche chiamare giornalisticamente, del campo largo del centro-sinistra in Liguria, e poi adesso si vede anche che comunque nel centro-sinistra sono divisi. La sparata assolutamente sì. L'ex candidata alla presidenza di Regione Liguria soltanto 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa, Ferruccio Sanza, contro l'attuale candidato alla presidenza di Regione Liguria del centro-sinistra Andrea Orlando, sul progetto del nuovo ospedale Galliera in centro a Genova. Insomma, pesa mica poco, Ale, cosa dici te? Ma io credo che le persone si stiano rendendo sempre più conto che in realtà l'unico collante, che peraltro funziona anche molto male,
che pensavano di poter utilizzare per mettersi tutti assieme fosse quello di arrivare al governo della regione, ma senza però avere una visione comune sulla prospettiva e lo sviluppo della nostra bellissima Liguria. Ricordavi tu l'esempio, le dichiarazioni completamente contraddittorie sulla realizzazione dell'ospedale Galliera, ma anche i deliri sulla riorganizzazione delle ASL, le dichiarazioni di Conte anche a livello nazionale, credo che abbiano posto una pietra tombale rispetto ad un'esperienza politica morta ancora prima di nascere e il candidato di quella coalizione a ben dire che in Liguria la situazione è differente quando i fatti come al solito rappresentano la verità, che è completamente differente rispetto a quella che loro vorrebbero descrivere. Quindi io penso che saranno sicuramente ancora giorni molto intensi di attività pancia a terra sul territorio, ma che il riscontro delle persone che quotidianamente incontriamo ci rappresenti come ci sia ancora tanta voglia di sviluppo, di prospettiva, di crescita e di non interrompere soprattutto un percorso virtuoso che è stato avviato in questi ultimi anni, non soltanto nel comune di Genova ma in tutta la regione. Ecco, a proposito, diciamo così, io li chiamo di balle giornalistiche, no? Di fake news si chiamano adesso. Tu hai proprio smentito con i dati alcune affermazioni della sinistra che davano al PIL della Liguria un disastro. Invece il PIL della Liguria è cresciuto più della media nazionale, stando a quanto hai ribadito tu e quanto ho detto da Ambrosetti, quindi praticamente neanche un paio di mesi fa. Nell'ultimo triennio il PIL regionale della Liguria è cresciuto più della media nazionale. Ecco, più 5,1% nel 2022, più 0,8% nel 2023, più 1% nel 2024, fino appunto a luglio scorso. Io sinceramente è così, mi scappa da ridere certe volte, ecco, lo dico da cronista. Sì, guarda, il tema vero è che ancora una volta cercano in maniera strumentale di rappresentare delle cose che non corrispondono alla realtà, e non sono io a dirlo, ma è uno studio serio ed autorevole come quello sviluppato dalla Forma Ambrosetti, che tra l'altro oggi è arrivato a una fotografia che ha accompagnato 9 anni, gli ultimi 9 anni diciamo di tutti i valori che sono stati presi in considerazione, tutti i dati che sono stati presi in considerazione rispetto ai parametri delle varie attività che si sono sviluppate nell'ambito del territorio della Liguria. E quindi non è messa in discussione la crescita in prospettiva, che soprattutto nel mondo del turismo, nel mondo anche della nautica, della blue economy e soprattutto del supercalcolo, tutto l'aspetto legato alla digitalizzazione e all'informatizzazione, ha visto in questi ultimi anni settori che sono stati trainanti proprio per tutto il sistema economico, che quindi può guardare avanti con fiducia e con entusiasmo. Ecco, passiamo un attimino anche alle cose che hai fatto tu, sono tantissime. Io ne citerei un paio che hai diciamo, comunicato proprio in questi giorni. La prima è diciamo, l'area crisi complessa del Savonese, perché volevo parlare anche un po' del ponente ligure. C'è stato un successo del bando regionale, perché sono 35 le imprese che hanno presentato domanda al bando regionale a 15 milioni di euro dedicati agli investimenti produttivi dell'area complessa di crisi industriale complessa del Savonese, e gli altri come al solito hanno fatto sempre polemiche. Insomma, qua si tratta di posti di lavoro, Ale, mi sembra che possa generare 295-200 posti di lavoro, se non ricordo male. No, ricordi benissimo, ed è l'ultima delle azioni che abbiamo compiuto proprio in un territorio fragile, che però ha visto una sinergia tra Regione e Governo nazionale, che ha messo nelle disponibilità negli ultimi anni più di 50 milioni dedicati
a questa area e con questo ultimo bando da 15, ma che se come mi auguro le 35 aziende, i progetti che sono stati avanzati per generare investimenti, innovazione e sviluppare 200 posti di lavoro a tempo indeterminato, quindi aumentando sensibilmente quindi l'occupazione, risponderanno ai requisiti, potremmo arrivare a finanziarli con un'iniezione ulteriore, perché il bando, come ricordavi, parte da una dotazione di 15 milioni, le richieste ne traguardano 22. Siamo nella condizione oggi, essendo all'avvio del settennato dei fondi FESR, i fondi europei per lo sviluppo economico gestiti dalla Regione, di poter implementare la dotazione organica e quindi accompagnare gli investimenti delle imprese e generare quei numeri e quelle ricadute fondamentali per la ripresa del territorio, che è e sta diventando, proprio da un punto di vista imprenditoriale e industriale, un'eccellenza nel mondo della chimica, nel mondo del vetro, nel mondo diciamo della meccanica e dell'automotive, in tanti contesti che ci rendono competitivi sempre di più anche come Regione Liguria. Ecco, senti, un altro bando regionale che ha ottenuto successo, proprio hai fatto la dichiarazione ieri, è stato quello sulla riqualificazione dei beni confiscati alla mafia. Ecco, si è chiuso con una richiesta di oltre 700.000 euro questo bando regionale dedicato ai beni confiscati alla criminalità organizzata. Liguria non c'è soltanto mafia, abbiamo 'ndrangheta eccetera, lasciando perdere questo aspetto, diciamo, appunto criminale. Io volevo capire quanti progetti ci sono e quanti comuni hanno aderito a questo bando regionale. Sì, guarda Fabrizio, i comuni sono 7, logicamente i beni sono quelli gestiti dall'Agenzia Nazionale e i progetti di riqualificazione riguardano 9 immobili e mi auguro possano essere tutti accoglibili, quindi con un implemento anche in questo caso della dotazione economica iniziale, ed è un qualche cosa che mi fa piacere ricordare. Ti ringrazio anzi per averlo citato, perché è con orgoglio che possiamo affermare che per la prima volta la Regione si è dotata di una norma che prevede una dotazione economica specifica e strutturale, quindi ogni anno il bilancio di Regione prevederà, a seguito della legge proprio che abbiamo fatto nei mesi scorsi, di risorse destinate al recupero, alla riqualificazione, soprattutto alla restituzione ai cittadini di questi beni confiscati. Credo che sia un messaggio chiaro e tangibile di contrasto e di rivalsa rispetto a un fenomeno che deve essere combattuto con tutte le risorse, con tutti i mezzi possibili. E quindi abbiamo dimostrato che si può invertire una tendenza e che soprattutto ciò che viene sottratto al malaffare può ritornare alla cittadinanza attraverso proprio questi progetti che sono sviluppati dalle singole amministrazioni comunali insieme alle tante associazioni ed enti che si occupano di presidio territoriale, di sociale, di tantissime altre attività, di scuola, di formazione, di tutto ciò di cui c'è necessità sui territori. E questo credo che sia un esempio di come la sinergia tra Regione e Stato funzioni, e una delle risposte maggiori a comunque un fenomeno purtroppo ancora presente e radicato in alcuni contesti del nostro Paese. Benissimo, allora ti ringraziamo, siamo proprio in chiusura, pochi secondi, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Ale. Grazie, buona giornata anche a voi, un abbraccio, a presto. Grazie ancora al nostro assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, buona campagna elettorale anche a lui. Per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.